Buonasera a tutti, BC TV, ite non ve la de oggi, dia 26 di marzo 2025. Bene, bene, bene. Andiamo a dare subito una cratedda su quello che invece può essere da nostra, che vi si presenta da coculato. Ecco, scocolato da voi. In effetti ha un po' scansato come, cioè, questo, questo scansaturella che si detto che come è diventata polmanna e su sole due stai cominciando a finché saccare in mezzo, però penso che ha da restare coculato. Che dai, mi pare che nella sul Saravallo, ecco questa è la situazione, gli stanno un pacchetto di posa a corso. E devo ritornare sul Saravallo, e sul Saravallo non era gaia, perché cosa deve scansare, però poi dopo, con quella del sotto, tocca pone pure abba, 3 gradi temperatura minima, massima e 7 gradi temperatura minima, cocculato, mezzo coccolato una moldina da Sassuolo, che poi coccolato su tutto, e pure abba, dai, mezzodie in poi, pototto radie. Andiamo a casa, Iovia, 14 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima, mezzo coccolato viene alla saldecche e poi coccolato di su tutto e pisanne a mosannare le pototto radie. Bene, andiamo a dare innanzi, come abbiamo nato, cioè sai tesinata sa una muta ernanne, una muta ernanne che hanno est in negativo, ma una muta ernanne pure che hanno est in positivo. Chi in via Colonnella Palma sa fessa su asfalto est a vero bene fatto ed è bene fatto a vero paramicche, bene posto, abbastanza di materiale abbastanza buono, complimenti a impresa che ha fatto un bello travaglio di avvero. Bene, andiamo da innanzi, replicamos sul appuntamento, questo è sempre su 28 di marzo 2025, a Sasotto de Zero e su Cinema Ariston, Asbestas, la terra della discordia. Uno bello conto, di un fatto ambientato in Spagna, similare a un fatto veramente successo, e quindi andiamo a ragionare pure, non solo a vedere sul cinema, ma andiamo a ragionare Sadie 28 in sul cinema Ariston. Mana di mannato di anche pure sul conduttore, vediamo sono pacco di questa del suo dibattito, però vediamo insomma che non potrà che parla con Becchina e il dottore, insomma, no, resta una scheda ripresa, ma vediamo di non alzare. Poi posamento sul pellegrinaggio giubilare, a Sisicascia a Roma, a Bartoldi che Bini che sei che delle Lampada, guida spirituale Don Antonio Consiglio. A Succare tocca da telefonare sì, diresti interessato. Strelbato Kimbe 91 32 667. Lo 31 poi Beste l'associazione socioculturale Achimus che organizza una conferenza educativa posso genitori, le comunità educanti, a cura a Chimus appunto, e poi cioè, il relatore è il dottor Lorenzo Braina, le regole che rendono liberi ore 19. Poi vamos su 30, Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere. Vitti, 29 marzo 2025, ore 18, Salone de Probania. Bene, bene, bene. Organizzatore di questo evento è Matteo Melino, dottor Matteo Melino Vistichesi, insomma. Andiamo da innanzi e dimos te battoie sul giornale se chi non potete interessare, insomma, ecco. Allora, il numero la SL3 assume più del previsto. Sono 127 le chiamate dal concorso, ma i cantieri sanitari d'emergenza continuano a dividere gli operatori. In effetti, avete pure assunzione del previsto, ne siamo scontenti, lo capo. Infermieri e biservi, gli os, non
condividono la scelta della Regione sui cantieri sanitari per coprire i vuoti negli organici degli ospedali. Mettono una pezza creando alto precariato, denuncia Fabiana Sanna, rappresentante dei 2100 operatori sanitari. Risultati idonei nell'ultimo concorso, rappresentante dei 2100 operatori sanitari, risultati idonei nell'ultimo concorso per la categoria bandito nel 2022. Scusate che mi accorto un po' dall'azienda regionale ALES. Dalle graduatorie ne sono stati presi e assunti 700, di questi 127 a numero. Risultata in questo senso la SL più virtuosa, mentre i restanti 1400 sono ancora in attesa di una chiamata. L'attesa, complicata dal commissariamento delle 11 aziende della sanità sarda, deciso con la legge di riforma approvata dal Consiglio regionale, rimangono in sospeso. Nell'attesa, l'assessora del lavoro Desiree Manca, allargando i suoi impegni su ospedali e case della salute, ha dato vita ai cantieri sanitari per iniziare a impiegare gli idonei del concorso. Incarichi annuali previsti per un triennio, però Rosa Infermiere risponde che chiederai sta fare precariato. Ryanair lancia gli abbonamenti, 12 mesi di voli a prezzi ridotti. L'offerta prime promette vantaggi esclusivi con molte clausole e limitazioni per 79 euro all'anno, sconti e posti riservati, ma non è detto che sia un affare. Chiaramente di la facchene Ryanair l'offerta non è che può perdere, insomma. Là che te può guadagnare, può perdere nessuno, neanche te. Misure e peso, nuove regole sui bagagli a mano. Questo invece è una cosa che non deve preoccupare. Bagagli a mano si cambia a partire da maggio 2025. Novità, vediamo con questa novità. Novità in vista per chi vola con Ryanair, EasyJet e ITA Airways. Ci sono nuove regole sul bagaglio a mano, con nuove misure, limiti di peso e costi aggiuntivi in caso di irregolarità. Ryanair, con la compagnia irlandese, resta gratuito solo un bagaglio piccolo da mettere sotto il sedile, massimo 40 x 20 x 25 o 25 x 20 x 40. E vabbè, insomma, sapete cosa? Per portare a bordo un bagaglio a mano da 10 kg, 55 x 40 x 20, serve acquistare la tariffa regular o Flex Plus, che includono anche imbarco prioritario e posto prenotato. E che mi neanche di imbarco prioritario, tanto su sedile ya beste, non è che lui è occupato dai altri. Dal mese di maggio 2025 Ryanair introduce l'obbligo di check-in tramite app e carta d'imbarco digitale. Chi non lo farà rischia fino a 60 euro di sovrapprezzo in aeroporto. Se il bagaglio supera le dimensioni, la multa al gate può arrivare fino a 70 euro. EasyJet, tutto ben spiegato, una borsa 45 x 36 x 20. Vabbè, Pullman, 45 x 36 x 20, però è un po' sottile. Vabbè. 45 x 20 centimetri, quindi 15 kg. Poi invece ITA è 55 x 35 x 25, massimo 8 kg, con accessorio e un accessorio aggiuntivo zainetto, borsa o custodia, massimo 45 x 36 x 20. Vabbè, tanto i suoi ITA beste su billette, quindi non è che va a fare nessuna variazione, anzi la pacca comunque viene a lo Lucas. Il bilancio può attendere anche ad aprile, esercizio provvisorio, cioè se la regione Pariano in volata può a
approvare sul bilancio e accanto quale che invece sono dai mese in mese. Oggi delibera di giunta, poi il voto nell'aula. Riciclo batterie, progetto strategico UE, come dimos, no, che questa cosa sul riciclo batterie è un'altra servitute assegnata a Sardegna. Chi viene da Como, iti, montonaglio dei fumi di acciaierie, ma sicuramente il rapporto Verme SRL, accanto a fallito, perché costa troppo l'energia elettrica, costagliata, ha deciso di trasformare la Portoverme SRL, e la discarica di Gianneluas, la discarica dei fumi di acciaierie abbinata a circa 15 milioni e mezzo di metri cubi, l'ha deciso di trasformare in discarica di batteria, ma la batteria nostra, no, la batteria è tutto su mondo, cioè praticamente non rischia di non la sponnere e quindi indovinata in un che era in Sardegna. Ecco, in un best la questione. La Commissione inserisce Porto Verme tra le 4 iniziative da attuare anche con fondi comunitari, e cioè il riciclo batterie. Ma il riciclo da carenare, che è arrivata una batteria versa, che ho una pacca roba che potete imboccare, che potete essere storata a usare, e su resta chi è stata. Beh, siccome siamo noi che stiamo lavorando con questa batteria versa, su resto chi resta, è un'arga nostra, e quindi la dobbiamo smaltire noi, la dobbiamo ponere in montonaglio noi. Cioè, esso è già montonaglio la batteria che non vale più, però che si scusa che noi bisogniamo da lavorare e non la entregano a noi. La Commissione europea ha adottato un elenco di 47 progetti strategici per potenziare le capacità nazionali di materie prime strategiche, in modo da rafforzare la filiera europea delle materie prime e diversificare le fonti di approvvigionamento. Di questi progetti, 4 sono di società con sede in Italia e uno riguarda la Sardegna. È il progetto della Portoverme SRL, società della multinazionale anglo-svizzera Glencore, che per estrarre il litio, oltre al nickel, cobalto e rame, dalle batterie auto fine vita. I progetti considerati strategici beneficeranno di un processo autorizzativo più snello, che non riguarda le autorizzazioni e valutazione ambientale decise dagli Stati nazionali e da un accesso agevolato ai finanziamenti. Ma voi pensate che lo Stato nazionale non conceda su via l'impatto ambientale così sbolognare le salbatterie al Vezza e che l'Alvaura in Sardegna, ma è già scontato, come l'ha concesso prima per fumi di acciaierie e non ha preso sulcis del piombo, lo piscinello lo giù che ne viene su zambe nel piombo in questa zona. Pensate per un Paco che in questa batteria per la Sardegna il progetto prevede la lavorazione di almeno 50.000 tonnellate all'anno di una polvere risultato della triturazione delle parti metalliche delle batterie, pari al riciclo di componenti pari al riciclo di componenti pari a 600.000 auto elettriche. Pensate, bisogna un pacco, se schenta, mista, auto, macchina elettrica. L'anno è entro il prossimo anno dovrebbero essere completati i cicli autorizzativi per la messa in esercizio del nuovo impianto al 2028. Questo impiegherà circa 200 addetti, un numero molto inferiore a quelli attualmente occupati nella Portoverme. Glencore così conferma l'intenzione di cessare dalle attuali produzioni dell'impianto, cioè produca nulla, cioè producate fumi di acciaieria che occata praticamente usate prochento del zinco, e cioè quindi producate una vesseria, ma in effetti guadagna a casa Glencore camuffare dell'ulteriore lavorazione anche di smaltimento del fumo di acciaieria, ma che si corre sposa la batteria. Un'opzione che non trova favorevole regione e sindacato. Ma sul sindacato solo che se ne occupa di prudo, non che uno montonaglio, cioè che adesso Sardegna un montonaglio. L'assessore all'industria Emanuele Cani, se da un lato applaude all'inserimento del progetto in quelli strategici dell'UE, dall'altro chiede garanzie alla multinazionale. Accolgo con favore l'approvazione da parte della Commissione europea
del progetto del riciclo delle batterie del litio che dovrà essere realizzato negli stabilimenti della Portoverme SRL. E cioè cani, non è che potranno andare schinono, cani a che parte di un partito, e su partito lo ordine l'ondata dai A2 e l'ondata proprio che usa la batteria, mica si intorna una meta, chissà cappella Sistina o chissà che creia Santo Preto, non si intonano, cioè sono larga, e larga il mezzo, anche la mantenere a largo. Intervento finanziario con fondi PNRR e propri e a metà dell'opera fibra ultraveloce, speriamo che sia, questo è non mai, Fiber Coop accelera, obiettivo cablare tutti i comuni sardi. Non riusciamo a caricare nulla esa pagina di YouTube di BCTV che non va a rete, cioè la rete poco bene nostro este lenta e strumento che deve andare a caso a Poledo. Si moltiplicano gli annunci di progetti, ma proprio annunci, per potenziare la rete di connessione in fibra nell'isola e tra questa e il resto del paese. Tra noi è stato e così via, insomma, ecco. Ma l'importante è che va per una connessione web, internet, che in tutto. Carbone. Aggiornamenti obbligatori. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate prova a chiarire i dubbi sulle valutazioni. Dite Musaidan, le Saldomoschi hanno acquistato valore chi su super bonus, cioè è una cosa che su che è prochento. Però come non chiede ne pagare, se aumenta il valore catastale, ma è una cosa obbligata a casa. A tutti non hanno aumentato catastalmente su valore, che hanno battapito aggiornamento del suo catasto. Bene, a applicare il cantante che rendere Sadomo più valorosa ed è chiaro che quando la rende più valorosa deve spaccare di più, ma poi che te ha che le hai bustaccato, insomma, è una vesseria pure che ti peteni tra l'altro. Ricordo che chi fa le ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati catastali. Le parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti erano state pronunciate il 9 ottobre dello scorso anno, nei giorni scorsi sono ritornate di strettissima attualità dopo che l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'inizio della verifica sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus 110 e di altri incentivi per interventi edilizi. Il primo dubbio lo ha chiarito il direttore dell'agenzia Vincenzo Carbone. L'obbligo di comunicare le variazioni nello stato degli immobili c'è sempre stato e l'invio delle lettere di compliance è solo uno strumento aggiuntivo rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti. Tuttavia le lettere possono contribuire ad evitare il contenzioso, segnalando l'anomalia al contribuente e fornendogli la possibilità di regolarizzare la situazione. E se non ha chiccate una bella multa. E infatti no, che se super bonus, rendite nel mirino, ANCE è una tassa occulta. Ma quale tassa occulta? È una tassa chiara. Inviate le prime lettere di verifica per l'aumento di valore degli immobili. Di Locca, il governo dovrebbe riproporre la misura e non punire i cittadini, ma in dite senso lo si è punendo il cittadino. Non si comprende, poi te lo si è punendo. È una cosa normale, ma viene se uno non ha applicato l'utente decche, che hanno anche una ristrutturazione, deve anche un accatastamento nuovo, deve fare, e quindi stai sul catasto a rivalutare quale nostra tariffa scatastale. L'aeroporto di Olbia intitolato alla GACAN, via libera dell'ENAC, alla proposta partita da Nizzi, ultima parola al Ministero, e va bene, e questo pure vi potete andare bene, testare l'aeroporto a Sagacane. Dazi e vino, la paura frena l'export, mercato in stand-by, continui una situazione di incertezza che preoccupa adesso proprio chi vedono il trabello di vino, firmo il supporto di Livorno, proprio che questa indecisione su potere soldati. Formazione agricola, domande entro il 2 aprile,
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi di formazione per conduttore di impresa agricola organizzati da Laore. La nuova scadenza è stata fissata per le ore 13 del 2 aprile, rivolti a quanti intendono acquisire competenze e conoscenze in campo agricolo e hanno raggiunto la maggiore età. Le domande vanno presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Laore. L'Europa dice sì al piano litio, no? Che il Mauro Pili, che non lo spiega bene, dite disaccato est questa cosa del suo litio, della batteria, Azzori, mai a Portoverme. È il sindaco di Portoscuso, che è appunto un competente INSA e dovrebbe essere la Vrabica del Portoverme, appunto, Portoverme SRL, speculazione sulla crisi del Sulcis, cioè che sono che non sono a ganganne, cioè siccome batte una disoccupazione incredibile batta e quindi lo sono piccante proprio a gangato, e cioè l'innara se querite disoccupazione dovete aspettare di diventare montonaglio, cioè montonaglio e montonaglio si che arrestare, questo è il suo discorso che querem fare a so le questa zona sul del Portoscuso. Dal Comitato Europeo per le Materie Prime critiche arriva il riconoscimento del piano litio della Glencore come progetto strategico nell'ambito del regolamento europeo del settore. Una benedizione europea che arriva mentre ancora non c'è traccia del nuovo investitore annunciato dal governo per rilanciare la produzione di zinco e piombo e ridare speranza a 1000 operatori in cassa integrazione. E così il plauso arriva da governo. Glencore è parte del sindacato, ma non dal comune di Portoscuso, dove il dramma occupazione e il dramma ambientale non si muove per ora di 1 millimetro. Se il progetto è strategico lo realizzino altrove, perché senza la valutazione di impatto ambientale che ancora manca a Portovesme non sarà realizzabile, commenta a caldo il sindaco di Portoscuso Ignazio Azzurri. Ma non vanno a permettere di cambiare o alla masetare, state tranquilli. La votazione sono donsi che vanno, quindi non funziona lo spartito lo chi te deve fare che questa Sardegna l'hanno a cambiare, hanno a candidare un altro che è pur masetto e pur obbediente. Il territorio narata su sindaco Azzori, Ignazio Azzori, ha già dato in termini di inquinamento e lavoro cancellato. Non c'è più spazio per chi dietro le promesse di un futuro roseo per tutti sappiamo essere irrealizzabile e specula sulla crisi del Sulcis. Manca Lunare, figurati se non le dai. Acqua, la 7 nell'isola arriva a Palazzo Chigi. Sarà un'estate dura, comunque se è arrivata a Palazzo Chigi è risolto il problema. Allarme dal commissario del governo. Criticità severe, interventi necessari. Manovra, alta tensione, non c'è l'accordo. I tempi si allungano verso il quarto mese di esercizio provvisorio. De Rio, il suo PD, l'opposizione non collabora. Vabbè, non so, l'opposizione non collabora. No. Essa maggioranza è il problema, che non riesce a fare nada innanzi. L'opposizione è anche l'opposizione. Latte scontato è pesce di seconda scelta nei mercati ed è caccia all'offerta speciale, cioè crisi assoluta, batta sul fatto che le spese sono aumentate in maniera da non credere e che quindi sul valore dei suinari che uno potete incassare o per travaglio, per pensione o così via, a Savino non compra pulso che compra io prima e quindi è chiaro che la gente poi sta girando che il canne non batti sconto o invece di comprare roba buona che roba media, insomma, e così di seguito. Uova e colombe pasquali costano il 30% in più, quindi anche poi questi uova sono diventati un problema in Cantos America
non produce più rovero che sa spudere la bilizzata perdita aviaria e quindi sono comporranno ovo da mesumun chiaramente sono disposti allo spaccare a paese superiore e non vi ne resta oppure restano aumentate oppure può salzona chi lo producono sono ai damur della politica internazionale intesa per la tregua sul Mar Nero, ma Zelensky non si fida di Mosca, ma a caso no, va a desiderare il leader ucraino non è d'accordo a cancellare lo stop al grano russo. Cioè praticamente che succede? Su Mar Nero la cosa non è che non è proprio come pensiamo, ma sul Mar Nero la flotta russa è stata costretta a si scostare, che vanno posto tre navi affungate, cioè che non è che l'Ucraina sono arrivati a Russia, e comunque sia, si viene a che Russia, a che ne pure guerra, e a che ne guerra anche li hanno affungati a nave, e quindi come che la mantengono un pacchetto pure largo. Però, siccome si tratta di una trattativa, è chiaro che non sono tirata a convegno sua. Ai figli il comune di mamma e il cognome di mamma la proposta di Franceschini. Ecco, Franceschini come un pacco in ombra, non schiatti te hacker e quindi ha fatto una proposta. E non schiatti un battafannale, insomma. Prima la proposta è due San Benato, come uno solo su essa mamma. Vabbè, insomma. Io non mi pronuncio la sua hacker come ne è assolutamente indifferente. Dare ai figli solo il cognome della madre come risarcimento per una ingiustizia secolare. E questa è l'idea di Dario Franceschini, l'ex ministro della cultura. E vabbè, secondo me è solo però tanto una rascaricosa. È il quinto esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana, e cioè chi è lo governo naturalmente Meloni. Tra scontri interni e polemiche il governo Meloni batte Prodi, cioè è durato pure il suo governo Prodi. Scontri più o meno accesi, botta e risposta a distanza, punzecchiature a giorni alterni, punti di vista diversi sui dossier di più stretta attualità. Nelle ultime settimane non si può dire che il governo abbia dato un'immagine di compattezza, tanto che la segretaria del PDL Schellen si è spinta a dire che non sta più in piedi. I numeri tuttavia dicono che l'attuale esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 è tra i più stabili dal dopoguerra ad oggi. Questo governo, con appena 2 anni e qualche mese, è già sesto tra i 68 governi della storia repubblicana. Aveva evidenziato non a caso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai primi di marzo. Parole che adesso vanno aggiornate. Da oggi infatti quello che guida la leader di Fratelli d'Italia è ufficialmente il quinto esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana, 886 giorni, gli stessi del governo Prodi, e quindi come l'ha superato. Vabbè. Sempre in politica internazionale, andiamo a vedere Ucraina, accordo in 5 punti. A Riyadh le trattative con la Russia e gli USA, l'ottimismo di Washington. Oggi Zelensky vola a Parigi da Macron per il sostegno dei volenterosi. L'affronto di Trump, in realtà, sicuramente l'esana hanno sbagliato in camposti sacciate interna della Casa Bianca, in camposto un giornalista, e in cui Trump dichiara iata gli europei sono parassiti, quindi scrivono che chi è amorite hacker. Liberato il regista premio Oscar, siamo già ai danni di Israele, l'hanno arrestato, un regista palestinese, e come pare che l'hanno liberato. Istanbul, nuove proteste per Imamoglu, che è stesso sindaco, che è stato arrestato, lo sindaco di Istanbul. Migliaia di giovani continuano a protestare a Istanbul contro l'arresto di Imamoglu, il sindaco sospeso dall'incarico dopo
l'arresto per corruzione. È successo nel parco Macca, che si trova nel quartiere di Nisantasi, non lontano dalla centrale piazza Taksim, nonostante i divieti imposti su tutte le manifestazioni politiche ad Istanbul fino al 27 marzo. Dimostrazioni sono state convocate anche ieri sera di fronte alla sede del comune a Saraciane, dove da quando Imamoglu è stato messo in custodia, ogni sera migliaia di persone si trovano radunate per protestare contro il suo arresto. Cioè, praticamente Erdogan l'ha fatto arrestare caputi a essere un concorrente pericoloso in questa elezione, che bisogna su 2028. Bene, tancamos l'ultima ora di oggi, vediamo se batta qualche commento, mi pare che eccoci lì a costui, che mandate lo saluto, buona via, e tancamolo, così te una cosa di oggi. A mentre lo vedrete, buona tutto, dai, Betti TV, adioso e mentre la casa.